Il blues Furlan, qualcosa di particolare, ma quando c'è di mezzo Fabian Ritz tutto è possibile. Insomma, il cantautore giassicchese, perché lui è sì nato nel comune di Cormos, ma è a Giassico, appena di là dello Judrio, e come sempre ci vuole stupire con effetti speciali. Parlare con lui è difficile, si esprime bene in parole, opere e soprattutto musica. È intervista. E giornalismo, e cultura anche questa. Sentiamolo. Blues no bagigis. Cosa dobbiamo aggiungere di questo bellissimo concerto? Non è stato un bellissimo concerto, perché quando suonano quelli della bassa non è bello, e l'è pants, è denso. La sua musica contagia. Non contagia, fa bene. La musica e la poesia, il qualcosa di particolare, lo Judrio, il Tokai, dunque? Beh, tutto insieme, no? Sai che la vita è fatta di tanti robe belle, a me mi incanta ancora. A volte si concentra su Hulk che diventa più ossessivo, più presente, insomma, però... No, la vita è fatta di tante robe. Dunque cosa dobbiamo dire ancora? Che più si inventa, meglio è. Grande vittoria, grande partecipazione, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Siamo arrivati dalla voglia di venire. Esattamente, per poter proporre il nostro brano in questa meravigliosa festa, in questo contesto in cui si proponeva di scrivere una musica che parlasse della morte, un po' di quello che riguarda questa cosa, che alla volta un po' uno ci si dimentica, e quindi è giusto anche un po' pensarci attraverso le canzoni. Allora andiamo a presentare la band. Fabrizio, Umberto, io sono Daniele, Nicolas, Michela. Riprende il festival della canzone funebre, dunque voi cedete il testimone a Rocco Burtoni. cediamo il testimone giustamente perché insomma noi non abbiamo scritto niente di nuovo. Lui sta facendo un po' il galletto adesso perché ha vinto, no? Però cosa dobbiamo aggiungere in questo festival? Beh, è venuto bene perché avevo molta paura del palco grande, della situazione palco. Enrico, se non sai cosa dire, non parlare. Non dico niente, no, va bene. No, l'importante è, allora, le domande che fa lui sono quelle che sono. Tu rispondi con quello che hai. Quello che hai è nulla, quindi non rispondere. A quest'ora sono un po'... Pillole di saggezza. Ecco, allora taccio e grazie, è stato bello. Aldo Rossi è uno dei vincitori di questa bellissima manifestazione, cosa aggiungiamo ancora? Beh, aggiungiamo che la serata è stata stratosferica, che a me ha permesso di cantare per Furlan, che non capita spesso, e che io avevo appena pubblicato un CD che si chiama La vita e la muerte, che quindi ci stavo dentro proprio a pennello. Ma è una manifestazione da riproporre e portare avanti bene negli anni, no? Sì, io quando mi hanno invitato quest'anno sei corrutto da Chiarni proprio di corse, e io spero che vada avanti, magari il prossimo anno uno step in più, con l'organizzazione un pochino più sostanziosa, però complimenti al Comune di Rivignano, complimenti agli organizzatori, perché ce ne fossero di festival così in cui non si sa mai come va a finire, perché di solito si sa sempre come va a finire nei festival.